Oggi siamo qua, del sabato, de Ulcigray, per fare un test. Corso Un corso, per imparare come si fa gli uova di Pasqua. esatto, così non corri che te li compro. Infatti, Se così. li fa da solo, te si arrangi. Sì. E quindi quest'anno non si compra uova di Pasqua, se li Non fa si da può. solo. Li faccio da Va bene, solo. mi pare giusto. Non mi aspettavo che sto posto di Ulcigray fosse così grande. Cioè, da fuori sembra un localetto così. Sembra un bar normale, invece qua da Driosa è una fabbrica. Guarda, La dopo fabbrica di cioccolato. fare anche le decorazioni dopo su Yoga. Che figo, sì. Ma cioè, aspetta, ma in che senso decorazioni? Mettite quella là. Sono anche del gruppo Ulcigray. Mamma mia, guarda che bei che siamo. Quando siamo tutti cominciamo. Allora, ufficialmente cominciamo questo corso. Abbiamo gli stampi qua per fare le uova pasquali. Buongiorno ragazzi, buongiorno, stai preparando? Neanche oggi sta grippando. No, neanche oggi non abbiamo tempo di... Adesso qua, sono pronto. A mangiare, io in frigo. Hai in frigo? E buono, chiudimi in frigo, andiamo, dai. È vostra? È come quando un uovo ti segue. Che ha una sua densità. Intanto ti do l'assaggino, che così mi dici già subito se qua siamo bene col cioccolato. Com'è col cioccolato? Splendido? Bene, direi. Wow! Solo un attimo che mi gioco un po' più dei colori per fare le repliche. Che disegno fai sull'ovetto? Cosa disegni? Faccio un po' delle repliche. Un fiore. No, no. Allora, tutti i ragazzi molto in gamba, e devo dire che ho visto dei lavori uno più bello dell'altro. Allora, quello che mi piace più di tutto è vedere la creatività, perché qua avete espresso la vostra creatività. 5, 4, 3, 2, 1, sulle mani. Bravi ragazzi, bravi. Allora ragazzi, io non voglio, quando uno fa un'opera d'arte che è anche un'idea di marketing, l'uovo è di Walter con scritto Enogoa, perché l'idea del primo uovo senza sorpresa dentro, cioè è un'idea avanti E venirà esposto al museo Ulcigray, esiste. Ulcigray, che diventa in questo caso museo o luogo delle mostre, insomma.